Buono il primo segnale con la velocità da parte di Allocco Jet che prende l'iniziativa nei confronti di Sibelfont che va a presentarsi all'esterno, poi Caribalilla mentre cerca di passare Sibelfont nei confronti di Allocco Jet che sembra accondiscendente nella manovra. Insiste Sibelfont dopo 200 metri passati in 16, passa a condurre. Così Leonardo Vastano con la favorita della corsa ha preso la testa, seconda posizione per Allocco Jet, in terza è Caribalilla, poi Bugea Pax che precede Camelot Griff, quindi Eclair Magic. Alla retroguardia si trova Bimbo di 1000. I 400 metri se ne sono andati in 31 e mezzo, andatura di tutto comodo che però ha permesso anche ai penalizzati di recuperare il gap in fretta. Muove al largo Camelot Griff che si avventura subito allo scoperto trascinandosi Eclair Magic. I primi 600 in 48,2 sul piede dell'1,20, anche qualcosa di più per Sibelfont che sta facendo i propri comodi al comando e va a completare il primo giro di corsa in totale controllo in 1,3 e mezzo. All'esterno avanza Camelot Griff che si è portato al Salchi della battistrada, sempre seguito nelle mosse da Eclair Magic, mentre è andato a fare la terza pariglia al largo Bimbo di 1000. Secondo in corda è sempre Allocco Jet che precede Caribalilla e Bugea Pax 1,19 il primo chilometro. Da parte di Sibelfont che al passaggio davanti alle tribune è costretta ad accelerare dal pressing che prova a portare ora Jacopo Brischetto con Camelot Griff, costringe l'avversaria ad accelerare 1,33,5, 1.200 ma con un paletto sotto il 15 davanti alle tribune. Sibelfont in vantaggio, Camelot Griff coraggiosamente al largo, poi Allocco Jet alla corda, Eclair Magic in pariglia, la piegata di destra passata in 15,4, Sibelfont che cerca di allungare, non vuole farsi venire addosso Camelot Griff che è sempre lì a una mezza lunghezza, mentre provano a venire via dal fondo, in particolare Bugea Pax trova però l'anticipo di Eclair Magic che va in terza corsia all'imbocco dell'ultima curva, 2,3 il miglio di Sibelfont che ora accelera con decisione, cerca di scrollarsi di dosso gli avversari, è sempre bene in quota Allocco Jet mentre sbaglia Camelot Griff. 8 Camelot Griff con Sibelfont in vantaggio, Caribalilla che prova ad avvicinarlo di dentro, al largo Allocco Jet, si difende Sibelfont che ha sempre 1,5 da gestire, Sibelfont che vince come vuole, mentre la lotta per il secondo vede ancora Allocco Jet tenere a bada Caribalilla. 29,6 il penultimo e anche l'ultimo quarto. 1,16,7 il ragguaglio cronometrico, Leonardo Vastano in percorso di testa con la sua femmina da Trixton, porta a casa la vittoria. Il training è quello di Marco Marini, la proprietà di Leonardo Vastano che vince molto molto bene. Terza vittoria consecutiva per Sibelfont che continua nel suo ottimo momento di forma, secondo posto per Allocco Jet, al terzo Caribalilla.